software. Allora, stiamo parlando del super bonus 110%, eravamo arrivati con l'amministratore delegato di Rilancio Italia, Rete Rilancio Italia, a parlare di queste due verifiche preliminari da parte di un geometra, giusto? E poi ci vuole quella finale che attesti che le due classi sono state raggiunte. Leggo il messaggio: avete appena detto che con il super bonus non si spende una lira, un euro. L'altro giorno avevate in studio un'altra persona dell'ANCE, costruttore edili, che diceva che il privato dei soldi ce li deve mettere. Non capisco più come funziona il tutto, io ho sempre saputo che qualche soldo lo devo tirar fuori. Cosa dite? Allora, è vero, associazioni di categoria, vuoi che siano costruttori, a noi ci hanno sempre detto questo, attenzione, c'è da mettere in conto, qualche soldo si tira fuori, fosse altro perché ci sono delle cose che non possono, perché tutto è calcolato millimetricamente, non rientrano in questo. E questo ci hanno detto da subito, di non ingenerare false aspettative. Dovete chiarirci questo aspetto, perché qui c'è una responsabilità di non poco conto nei confronti dei nostri telespettatori. Beh, ad esempio, nel momento in cui io faccio l'accesso agli atti e verifico che devo sistemare 2 finestre piuttosto che fare una sanatoria, via dicendo, questo non rientra nelle spese del 110, quindi se io voglio accedere al 110 devo affrontare dei costi di sanatoria, quindi pagare il professionista che mi sistemi chiaramente la fattura originata da questo costo non è una fattura che io posso inserire nelle attività del 110, e questo è un esempio. E tra l'altro non sono 200 euro, ma possono essere anche un bel po' di più. Dipende che tipo perché di... sanatoria più intervento del professionista. Sì, okay, quindi questo sicuramente va detto. Quindi dire in modo generico che attenzione, che non è proprio tutto gratis, cioè, senza specificare la fattispecie, è generica l'affermazione, bisogna dire che cosa non è deducibile nel 110 e che cosa ma sì. Ad esempio, chiedo una cosa tecnica, poi magari non lo so, ma si parlava anche tempo addietro, quando si parla di cappotto, certi professionisti metti sul cappotto e la casa te la impacchettano ben bene con i serramenti, poi non respira più, eccetera. Ci sono dei cappotti di nuovissima generazione che hanno dei costi notevoli, rilevanti, performantissimi, che prevedono dei ricircoli d'aria di vario genere. C'è una telefonata, le do subito la parola. Questi per esempio però hanno un plus che se lo deve sobbarcare il privato, esula del 110. Diciamo che se eccede i 150 euro a metro quadro che sono messi a disposizione da parte dello Stato e ne spende 180, i 30 euro di differenza li deve mettere. Ecco, questo era un esempio, perché fate questo. Abbiamo un telespettatore, pronto? Sì, pronto, buongiorno, dalla provincia di Treviso, Antonello. Buongiorno Antonello, ci dica tutto. Buongiorno. Ci mancava proprio che con questo caldo d'estate si parlasse di cappotto, ci mancava solo questa. Però poi arriva l'inverno, sa com'è. Ma guardi che il cappotto dovrebbe isolare anche dal grande caldo, evitare di accendere l'aria condizionata che consuma, teoricamente. Sì, speriamo che ci isoli anche da queste menti illustri che hanno procrastinato questa normativa nella maniera più, irriverente che sia possibile. Solo l'altro ieri l'Europa, per esempio, ha approvato la legge di bilancio italiana con le proroghe del bonus. Ora lei si metta nei panni della gente e delle imprese che deve fare programmi, deve firmare contratti e quindi vincolarsi, e poi magari si vede che l'Europa non approva quello che la legge di bilancio aveva stabilito. Meno male, ci è andata bene, ma non è questo l'oggetto del mio intervento. Dica tutto. Ovvero, come al solito, si parte sempre dal tetto e mai dalla base. Diciamo chiaramente ai cittadini che la prima cosa da fare è quella di verificare se noi, come proprietari di una singola casa o multiproprietari di una palazzina in condominio, abbiamo i titoli abilitativi per godere del bonus facciate o del bonus 110. Questo lo ha ribadito da ultimo anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 25 giugno 2021, dove a proposito delle verifiche che i signori dell'Agenzia delle Entrate faranno sulle dichiarazioni dei redditi di quelli che vanno a detrarre i cosiddetti bonus, ne hanno o non ne hanno titolo in virtù proprio di questi titoli abilitativi. E i titoli abilitativi sono proprio se ci sono o non ci sono le difformità.
Sì, quello di cui stiamo parlando, abbiamo parlato poco fa. Certa gente si mette veramente il ghiaccio in testa adesso che fa caldo, soprattutto quando si parla di cappotto, e anziché andare a dire ma quanti soldi spendo, quanto non spendo, cominci a chiedersi se ha fatto l'accesso agli atti della propria casa, del proprio condominio, e ha verificato che i tecnici non siano dei qua, come ci sono tanti faccendieri in giro, ma siano delle persone che hanno il cappello in testa e che agiscono veramente bene. Grazie, buona giornata. Grazie a lei del suo intervento. Ecco, chiedo la parola a lei. Quindi Rilancio Italia può essere da garante sia della serietà dei professionisti, sia anche di questo controllo soggettivo di aver titolo. Poi quando parliamo di condomini, aiuto. Sì, ha proprio ragione il signore che è intervenuto telefonicamente, sono d'accordo con lui, cioè la garanzia dei tecnici è importante. Noi cerchiamo di selezionarli al meglio prendendoli dal mercato, non è che possiamo produrli in proprio, no? Prendiamo quelli che ci sono, li verifichiamo anche le loro competenze, seguiamo anche come lavorano inizialmente con i primi clienti per testare il loro comportamento, la loro serietà, tenendo conto che questi tecnici e queste imprese sono vincolate da un contratto che è dentro la piattaforma e il contratto dice che bisogna prima fare esattamente quello che diceva il signore, controllare che ci sia il titolo oggettivo e perciò che l'oggetto e l'immobile non abbia situazioni particolari per cui non si può accedere, il titolo soggettivo e perciò che la persona ne abbia il diritto per le sue caratteristiche. Solo dopo aver ottenuto queste verifiche dal tecnico o dal CAF si può procedere con il contratto vero e proprio. Quindi questa è la garanzia che diamo, nel senso proprio di cercare di dare più garanzie possibili al cittadino dal punto di vista della qualità dei lavori e soprattutto la certezza che i lavori vengano finanziati. Ecco, a questo proposito, proprio per spiegare bene, chiedo la regia di mettere in onda anche la terza slide. Mettiti comodo, ci pensiamo noi e ti tuteliamo, tra l'altro dice questa in sintesi Rete Rilancio Italia. Amministratore, chiedo a lei, questo è il percorso, eccolo qui, vediamo il percorso in sintesi, cioè Rete Rilancio Italia cosa fa sostanzialmente? Garante poi il CAF, in qualche modo la serietà appunto del CAF Nord-Est? La piattaforma che fa riferimento appunto a questa rete di imprese ospita a bordo chi? Le imprese esecutrici, quindi tanto le imprese che fanno i cappotti piuttosto che le imprese che montano le finestre, che si iscrivono e per iscriversi accedono a un'area in cui vengono fatte tutta una serie di domande, cioè se l'impresa non è a posto con una serie di cose, dico una per tutti, che ne so, col DURC piuttosto che con altri documenti, non può eseguire i lavori, quindi viene anche fatto un lavoro di verifica documentale sull'azienda, se quell'azienda, voglio dire, è in regola o meno. Poi che cosa fa? Allora, iscrizione innanzitutto alla piattaforma Rilancio Italia 2020 online su www.caf.it o presso le sedi di CAF, quindi questo per il privato cittadino oppure per l'imprenditore, insomma, se deve essere l'imprenditore va su www.rilancio Italia, diciamo che abbiamo poi sia nel sito di Rilancio Italia c'è il link per il cittadino sia nell'uno per l'altro, fondamentalmente però dobbiamo ricordare che ci sono due aree, un'area per il cittadino e un'area per le imprese e i professionisti, sono due cose. Anche perché i cittadini accedono gratis, le imprese no. Esatto, le imprese devono pagare una licenza. È chiaro, vabbè, perché ci traggono anche possono beneficio. Certo. Punto 2, lo vediamo qui. Io leggo, poi lei mi fa i commenti. Preanalisi dei lavori gratuita da parte del professionista geometra ingegnere che verifica l'idoneità dell'edificio e la possibilità del miglioramento di 2 classi energetiche. Giusto? Sì. Quindi a questo punto qua viene fatta questa verifica di cui lei ha già parlato, peraltro, sì, siamo a posto. Su questo, ecco un inciso, viene a garanzia dell'impegno che la persona deve comunque mettere su questa cosa, viene chiesto un deposito cauzionale, cioè che viene poi restituito a fine percorso, cioè quando saranno terminati i lavori, proprio per il fatto che è vero che è tutto gratis, però è anche vero che non ci si può trovare, che ne so, a metà percorso che uno ci
ripensa e ritorna indietro, chiaramente anche i tecnici, le persone che sono mosse, eccetera, quindi un piccolo deposito cauzionale che chiaramente serve proprio a garanzia della serietà delle intenzioni. Certo. E qua si innesca l'eventuale messa a norma di quello che non è a norma, eccetera, bisogna farlo a proprie spese, qui in questo punto 4 al 2 e 3. Però vorrei aprire una parentesi interessante, perché scopriamo che ci sono cittadini che scoprono solo adesso, certo, attraverso il 110, che il geometro o l'architetto non ha messo a posto e non ha regolarizzato alcuni lavori che sono stati fatti magari 10-15 anni fa, e lui pensava fossero a posto, perché c'è chi lo sa che è cambiata una finestra, che è cambiato, c'è chi lo scopre solo adesso. Ma anche all'interno, tipo una muretta che è stata buttata giù, una muretta che è stata fatta. Ma dirò di più, fino a 10-12 anni fa i notai non avevano tutto l'obbligo di andare a verificare durante una compravendita che quella casa fosse esattamente così come il cittadino l'ha acquistata dal soggetto venditore, e quindi ci si può trovare anche in totale buona fede ad avere che la planimetria di casa, anche se io non ho realizzato nessun tipo di lavoro, non ho cambiato nulla e ho comprato quella casa 15 anni fa o 20 anni fa, in realtà non è in regola, perché ci sono delle modifiche fatte presente. Cioè anche interne, esterno, interne, a prescindere. Sì, certo, anche se c'è una tramezza. Ma ne approfittano per mettere a posto, non è che nessuno si sia ritirato, ne approfittano per mettere a posto. Infatti, questo senza dubbio. Allora, siamo in pubblicità, leggo solo il punto 3, quindi attenzione a questa fase tra il 2 e il 3, c'è questo piccolo step da superare. I professionisti elaborano il titolo oggettivo, cioè prepara il progetto e tutta la documentazione relativa all'intervento rispettando i termini del decreto, e quello di cui aveva già parlato. Siamo arrivati quindi al punto 4, perché adesso il professionista chiede il titolo soggettivo al CAF, ma andiamo in pubblicità, poi continuiamo la puntata tra poco.